C'è. Vai. Vi fermate, contate 3 secondi, 3, 2, 3, parte via fuori. No, di nuovo, partite di nuovo dai lati. Sì. Poi voglio dire Bomba dell'Enel. Poi non fammi delle riprese. Beh, fammi una ripresa con messo il giro, ne metti poi. La cosa che si fa ora dai, ma ti metto a posto per io, dai. 100 euro, 200.
prodotto che piace, anche una magari saremo anche delle prossime volte. È un formula challenge, quindi vuol dire che la giornata di oggi sarà veramente delle varie di corsa. Dobbiamo divertire in sicurezza, la pista ce lo permette, perché la proviamo per i nostri calci cimoretti salentini, ma siamo dentro la pista, quindi possiamo divertirci un po' di più, se vogliamo fare un traversione dopo grandi problemi. Come impostiamo la giornata? Allora, stiamo adesso, subito al volo, finito questo briefing, li buttiamo dentro. Signori?
c'è lo Stato a trovare Santino. Sì, no, sta benissimo.
Vediamo chi vincerà questa classifica assoluta della Pietro! numero 2, Marco De Marco, più veloce nelle prove ufficiali, primo nella prima batteria, c'è ancora qualche istante di attesa, il monitor non si aggiorna. Ragazzi! Abbiamo i tempi di Sergi, 18esimo Antonio Sergi, 4, 23 e 8. Quando si scuola la classifica, classificati sono tanto per anno, aspettiamo la partecipante, ed ecco quando guardano, andiamo a vedere, vince Marco Marco! Il club di maglie del Rank Dog.
accampamento accedono alla fase finale. Vediamo che Per il Drunk Club. prossimo appuntamento è il 12 di luglio a Torre dell'Orso, Marina di Melendugno, Race Challenge. E a terra l'elicottero. Niente da fare, vuole proseguire. In occasione del Terra d'Otranto Challenge Race. Vedi, solito facciamo un CD, però mo vediamo. Tranquillo. Allora, tutti insieme? Tutti insieme. Senti, un salto sincronizzato riusciamo a farlo. Senza che vi ammazzate. Anche piccolo piccolo, un saltino. A formazione. Dai, un piccolo salto. Se le mettiamo tutte... Ok. Ci metterei una. Lei, basta, girati. Due altre così, a forma di V dove allora, e Alessandra sarebbe Vediamo, Però siamo partite. Guardate che questa è bella. Allora, certo che è bella, ok. Mettetevi in posto, dai, non state così. Allora, buona, sì. Vieni, la parte mi sembra un gioco. No? No. Sì. No? No. Francesco, la fotocella, io tu. Tutte lui sta comandando. Francesco, come fottere un flash? No. Ora sì, ora sì, ora è andato. Ok, ferme.
fatto da Ramuccio. Ecco la lasciata, con la 106, mentre la all'interno, sul errore, velocità, si porta preso la curva del tratto e poi alla staccata del totale del paddock, sta per completare il terzo giro e inizia il quarto. Ecco Garzia alla chicane. Una mezza spazolata. Il tornato di Stefano. Giunge Mauro Ramuccio alla chicane. Garzia 1-5. Ormai siamo pronti con il regolamento cronometrico della prima batteria. 4:09 questa mattina nelle prove ufficiali. 4:06 siamo con la mattina anche per cui si chiude la domenica del Costa di Milano. Siamo in preparando per vedere chi ha partito questa finale battibile a velocità 5-0-7-7. Secondo Mauro Ramuccio 5-11 netti, staccato 23 secondi e 3, ma non abbiamo ancora il 27 per questa mattina. Quindi ancora qualche istante di attesa, poi avremo il 4. Non abbiamo il rinnovamento. Attaccato 18 secondi e 9 Paolo Garzia. Il secondo alla seconda batteria. Solo un pilota più veloce di lui. Marco D'Amato con il numero 36. Quindi decisione della chicana. Ed è la bandera scacchiata che la Antonio Blanca. Luce di domenica. Poi è la volta del
Grazie. Giù. Sfilata di moda organizzata da Paola Vella per conto di Matis, negozio di abbigliamento a maglie. Io vorrei un attimino l'organizzazione del Terra Roto Challenge Race primo, e poi Regional Tech, centri di revisione e ricambi per le sospensioni pneumatiche. Grazie naturalmente agli sponsor, ma grazie anche a tutto lo staff che lavora dietro, ai lavoratori. Siamo quasi pronti? Facciamo le peccaccia. Ma non i coglioni però. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going out 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, I'm sizzling like a snail. I'm fat, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. Summertime sadness. Summertime sadness. Summertime I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Oh. Un applauso, forza! My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels
feels like drowning, pulling against the street, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like drowning, pulling against the street, pulling against my face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly my face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the street, pulling against my face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting away, and it feels like drowning, pulling against the street, pulling against the wave after wave, wave after wave. Slowly drifting away, and it feels like drowning, pulling against the street, pulling against Facciamo un bel applauso caloroso. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, Brave. no place I'd rather Naturalmente, mica da poco, anche il Belle, complimenti. away forever, exalted in the sea. Facciamo un bel applauso a Paola Vella che ha organizzato la sfilata. Per quanto di Matis, negozio di abbigliamento a maglie. Ringraziamo ancora una volta, grazie ancora ai miei sponsor. Tessuto Group, Car Rental Center, entrambi di via vedete vicino a Maglie, GM Motor, Prosente Sparco del Salento a Galatina e Ride Geretec a Brindisi. Applauso forte, fammelo sentire questo applauso, vediamo un po' se è piaciuta. Ok, ci siamo. Complimenti, splendide fanciulle, senti non farmi male. Rendez-vous sur mon prochain rêve. Propongo la premiazione del primo Terra Dormanto Challenge Race. Via alla Conca, pure Licese.
cause I can do it in the mix. And if your man gets in trouble, just to move out on the double and you don't better trouble your Organizzatore di questa manifestazione, le targhe ci sono. Bisogna attendere ancora qualche istante per avere le classifiche, bisogna attendere l'ufficialità, quindi deve trascorrere un certo numero di minuti dopo la conclusione per eventuali reclami. Allora Santino, chi premiamo, chi ringraziamo per primo? Niente, prima di tutto il pubblico vogliamo ringraziare veramente di cuore per quelli che ci hanno seguito tutto oggi. Poi gli sponsor e le amministrazioni provinciali, regionali e comunali e la Conca soprattutto, la Conca grazie al padron che ci ha dato la possibilità di fare questa manifestazione. Grazie, un'intervista? Io dico grazie a Santino perché se siamo riusciti, anzi se è riuscito a organizzare tutto questo, il merito al 90% è suo e i ragazzi anche della Sporrano Motorsport, perché lui si è in prima persona prodigato, visto l'esperienza l'anno scorso perché ha fatto una bella San Foca, Torre dell'Orso, Challenge Race e poi il terzo appuntamento è il 9 ottobre. Buonasera a tutti, alla prossima, grazie! Positivo per il pubblico che c'è stato alla Conca, nonostante il sole, il caldo, c'è l'evoluzione sulla pista. Eccezionale la macchina organizzativa che ha tenuto testa a questo evento, nuovo in Puglia, per la prima volta che si svolgeva, infatti ci sono state la partecipazione degli sponsor ci sposta positivo nella partecipazione dei piloti e positivo soprattutto nello stato positivo della CSI, dello sport e dello sport per la prima volta e quindi hanno potuto affrontare novità sia sul lato sportivo che sul lato politico e contentissimo della vittoria del